amici sportivi, amici arbitri, benvenuti alla sesta edizione del torneo Gianni Martini. Prima di passare alla lettura delle formazioni, io vorrei ringraziare tutti gli associati di Treviso che hanno messo il cuore e l'anima per ricordare il nostro Gianni in questo torneo, una persona che ha dato tanto alla nostra sezione. Contestualmente io voglio ringraziare 3 graditi ospiti che sono qui presenti con noi, partendo dal nostro presidente nazionale Carlo Pacifici, al componente nazionale Antonio Zappi e al presidente del CRA Veneto Giovanni Serranato. Il presidente Pacifici dà inizio a questo sesto torneo Gianni Martin. Diamo ora lettura delle formazioni, partendo dalla squadra ospite Ayassandona con la classica maglietta violo bianca, perché violo bianca mi piace, con il numero 1 Vitali Caminotto, con il numero 2 Marco Corsini, con il numero 3 Matteo Rosini, con il numero 4 Andrea Periscinotto, con il numero 5 Andrea Periscinotto, con il numero 6 Tommaso Sottile, con il numero 7 Federico Rosini, con il numero 8 Ivan Simonetto, con il numero 10 Luigi Scicolone, con il numero 11 Riccardo Iotta, con il numero 13 Seligne Fall, con il numero 14 Alessandro Luigi Fucile, con il numero 15 Antonio Zago, con il numero 9 Rusciti Nebiu, con il numero 17 Matteo Faetta, con il numero 18 Martino Dragotti, con il numero 19 Federico Rosani, con il numero 20 Thomas Pagan e con il numero 16 Simone Scomparini.
In panchina per Sandonan si presentano Michele Palladino, Federico Zappi, Elia Bettello e Beatrice Fregonese. Formazione per la squadra di casa targata Aia Treviso, con il numero 3 Davide Barbarossa, con il numero 9 Mattia Bassetto, con il numero 8 Alessio Caraletto, il capitano, con il numero 7 Nicola Cinquegrani, con il numero 13 Mamadi Sisse, con il numero 21 Penna Bianca Michele Collavo, con il numero 1 Alessandro Conte, con il numero 17 Matteo D'Alzilio, con il numero 5 Carlo Danieli, con il numero 14 Federico Denardi, con il numero 22 Massimiliano Dalla Mora, con il numero 11 Simone Figlio del Vento Di Filippo, con il numero 10 Carlo Francescato, con il numero 19 Alex Urmus, con il numero 4 Jacopo Longato, con il numero 6 Giuseppe Mansueto, con il numero 2 Diego Menegotto, con il numero 12 Marco Leone Mondin, con il numero 20 il nostro bravo fisioterapista Davide Piccitelli, con il numero 18 Beppe Prazzoli, con il numero 15 Jacopo Spresiano, con il numero... In panchina per l'Aia Treviso abbiamo il dirigente Alessio Schiavone, l'allenatore Alessandro Vettori, il vice allenatore Marco Ceolini e il massaggiatore Nicola Borsato. Vai. Vai Carlo! Con questo tiro provano a fare la barba alla traversa. Posso dire ma sai come si chiama? Carlo Zero, il finito hotel. È da prendere.
Seconda traversa marcata Aia Treviso, ricordiamo che non siamo al campetto, ogni tre traverse non è un gol, e calcio di rigore per favore dell'Aia Treviso. Mi permetto un saluto agli amici di Conegliano, la terra arbitrale. Paolo? Mi sa che siete? Mestre? Non c'è qua niente. Angelotti è veramente traviato. Vai, 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 vai! Cambia! Cambia! Vai che è il tuo, vai che è il tuo! Adesso sono una di quale è funzionata le prime. Io di stanotte. Tocca, tocca! Davanti ragazzi, davanti giovani!
Vediamoli qua! Dringi, stai qua! Stand up! Un gesto tecnico di Francescato eccezionale, uno scorpione meraviglioso. Vai, parti, ready! Vai! Vieni, fare che da fallo! Buono Diego! Buono! Va bene, bravo! Bravi tutti! Colpo di reni del portiere del Treviso Conte che sventa in angolo una pericolosa azione del Sandra. Calcio di rigore in favore di Sandra. Incaricato della battuta numero 10 Luigi Scicolone. Pareggia Sandra con il numero 10 Luigi Scicolone. 1-1 quinto. Ragazzi, stiamo stretti, aggrediamoli! Aggrediamoli, ragazzi! Buona! Dai, non si cambio! Cambio! Bene, cambio! Non è finita la partita, Ricky!
Volevo ricordare a tutti gli atleti e agli spettatori presenti che sotto la nostra postazione, quindi proprio sotto, c'è il bar aperto, pieno di cose buone da bere e da mangiare. Andate a trovare gli amici del quinto che si sono prodigati per darci il campo e per aprire il bar stamattina, quindi il minimo che possiamo fare è andare a bere qualcosa con loro. E sono 3 punti per... no, scusate, non è rugby. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Benvenuta anche a te, Chiara. L'assistente numero 1 individua un fuorigioco. Siamo ragazzi, siamo in pressing! Stai qua, dai. Ciao, fermati qua. E poi da destra, Dai, non da poco! Siamo qua ragazzi, siamo qua in pressing! Vado io, Lenny! Gioca! Giuseppe Trazzoli, pescato in una nettissima posizione di fuorigioco. Carica le orme sul terreno di gioco uno dei veterani di Treviso, penna bianca è entrato per noi.
Ragazzi, la testa accesa. Salutiamo anche gli amici di Rovigo che sono venuti a giocare con noi anche oggi, grazie, grazie mille. E oggi possiamo dire che Rovigo esiste realmente perché ci sono i rovigotti con noi. È partito il carro armato. Prima che mi dimentico, volevo ringraziare il signor Avveduto Thomas, il signor Forti Giovanni e il signor Stefano Garbo per essere venuti ad arbitrare questa partita. Vi ringrazio e vi ho presentato anche la terna arbitrale di Treviso San Donato. Torna qua. Facciamo il calcetto, la diretta Twitch, non avevo E Puma Mamadi.